Un'area degenza con 14 posti letto, di cui 4 stanze con un posto letto e 5 con 2 posti letto, oltre a 5 posti letto di day hospital per un totale di 300 metri quadri, un'area ambulatoriale, un servizio di anatomia patologica dedicato ed una radiologia senologica. Costo complessivo 200.000 euro. È la nuova Breast Unit, unità senologica inaugurata all'ospedale di Montecchio Maggiore che servirà tutto il Vicentino. La Breast Unit non costa niente, è solo un fatto di organizzazione. Oggi noi abbiamo la presa totale in carico delle pazienti, ma non è una presa totale in carico solo dal punto di vista chirurgico, ma globalmente, quindi con tutta una serie di multidisciplinarietà di professionisti, i quali lavoreranno tutti nella sfida contro questa malattia che è il cancro della mammella. Questo è un punto d'arrivo, però è anche un punto di partenza, perché da qui, oltre alla struttura bella, ai macchinari fantastici, bisogna sempre innovare e stare sul pezzo. Il tutto studiato affinché il contesto risulti confortevole e accogliente per un benessere psicofisico della paziente, perché qui arrivano le donne giovani, di mezza età ed anziane con il tumore al seno, lo sanno bene le volontarie dell'associazione Andos, fondata nel 98 e che hanno donato l'arredo. È un tumore brutto non solo fisicamente perché ti vedi meno amata, adesso con le ricerche e con la nostra volontà come Europa Donna Parlamento abbiamo fatto sì che anche la ricostruzione sia dentro ILEA della sanità. Un servizio fondamentale per tutte le donne che in un unico luogo possono trovare tutti i servizi che servono, dalla diagnosi alla cura e il supporto psicologico. In Veneto oggi ce ne sono 22 coordinate dalla rete oncologica veneta che danno una risposta molto importante e che accanto agli screening per quanto riguarda la prevenzione, insomma, fanno del Veneto sicuramente una regione che su questo sta investendo. 600 nuovi pazienti all'anno sono presi in carica dalla Breast Unit di Montecchio per una patologia, il tumore al seno, purtroppo in crescita dello 0,3%, ma che proprio grazie alla prevenzione e alla cura vede aumentata la possibilità di guarigione del 94%. Ed oggi si aggiungono anche le mastectomie di profilassi per quelle pazienti a rischio genetico, una trentina le pazienti già in lista.